Un cecchino con la fionda nascosto nell'oscurità ha seminato la paura per tutta l'estate tra gli avventori di due pub a Castelfranco, il Salotto Mondano ed il Sunrise in Via del Commercio. Ecco le biglie di piombo e acciaio che l'uomo, un artigiano 52enne incensurato, utilizzava. Ha centrato e danneggiato a più riprese le vetrate dei locali e le auto in sosta. Certo che per noi non è stato facile individuare il responsabile, perché già dall'estate del 2013 ad intervalli bersagliava i due locali pubblici. I carabinieri si sono dovuti appostare sui tetti muniti di un binocolo ad infrarossi per cogliere l'uomo sul fatto. Aveva infatti colpito anche diverse persone. Nell'estate scorsa un ragazzo di 22 anni era stato centrato alla testa. Non è stata l'unica persona ad essere colpita lo scorso anno, ma anche in questi ultimi giorni sono state colpite diverse persone. Mentre una ha presentato denuncia querela per lesioni, gli altri si sono automedicati. Sono una decina in tutto le persone raggiunte dalle biglie scagliate dallo scellerato fromboliere, che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze, anche se è facile immaginare come le conseguenze potrebbero essere state ben diverse. L'artigiano smascherato dai militari, dopo aver inizialmente negato, ha confessato i suoi gesti. A casa sua sono state sequestrate delle armi ad aria compressa. Era stufo, ha detto, di sopportare la confusione dei ragazzi fino alle 2 del mattino. Ora dovrà rispondere di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, danneggiamenti e lesioni.